guidata da personaggi che arrivano dai centri sociali, basti pensare alla nave guidata da Casarin, no? Il pregiudicato, il leader dei centri sociali del nord-est, e nemmeno questa Carola sembra essere tanto lontana da quello stereotipo. Nel momento in cui deliberatamente viola ogni nostra legge, viola i nostri confini, addirittura con dei parlamentari a bordo, poi magari di questo parliamo, ne apriamo un capitolo a parte, però quindi con delle persone che non erano assolutamente in stato di necessità, avevano tutto quello che potevano avere, eravamo semplicemente in attesa di sapere dove ricollocarli, perché da quando ci siamo noi al governo è finita un certo tipo di musica, abbiamo cambiato spartito, niente, lei ha pensato bene, per assurgere evidentemente ancora di più a eroina internazionale anti-italiana e anti-Salvini, di sfondare il blocco, e questa è la cosa più grave, perché guardate, possiamo stare a parlare per ore di polemica politica, ma quando si rischiano delle vite umane di italiani questa volta, e lì davvero con una nave, con la motovedetta della Guardia di Finanza che ha rischiato di essere schiacciata, lì io mi auguro che chi avrà il compito di giudicare tenga conto di questo tentato omicidio, perché se io con una nave molto grande tento di schiacciare una marca più piccola, quello per me è tentato omicidio, senza se e senza ma. Poi magari possiamo discutere dell'atteggiamento vergognoso di infatti, alcuni miei colleghi parlamentari. No, ma nelle stesse ore in cui avevamo notizia purtroppo della minaccia di chiusura dello stabilimento Ilva di Taranto e quindi anche di quello ligure e di quello piemontese, con decine di migliaia di lavoratori che rischiano di essere in mezzo alla strada, nelle stesse ore in cui a Bibbiano in Emilia-Romagna scoppia lo scandalo dei bambini tolti ai genitori, torturati con scariche elettriche, affidati a coppie omosessuali, tutto questo ad opera di un'amministrazione di sinistra con gente anche lì vicina ai centri sociali e tutto il resto. Del Rio, Fratoianni e Faraone, addirittura Faraone, riemerso dalle oscure tenebre Faraone, pensavano bene di fare questa delegazione. Da un punto di vista squisitamente politico per me va benissimo, perché sicuramente questa cosa ci farà recuperare ancora più voti, ma veramente lo sdegno, neanche la rabbia, perché la rabbia può anche essere un sentimento dal quale possono partorire delle cose belle, ma è proprio lo sdegno. Si devono soltanto vergognare, di questo loro atteggiamento complice di chi ha violato la legge italiana e ha rischiato di ammazzare dei finanzieri. Solo questo. Ma in sostanza... Spero di poterglielo dire in faccia domani quando li vedrò in aula. Chissà che forse è la prima volta che mi faccio espellere dopo un anno e qualche mese di Parlamento. Ma penso di interpretare il pensiero veramente non solo degli ascoltatori, ma di tantissimi italiani. Senti, Rossano, ma questa capitana cosa rischia in realtà? Allora, lì il codice penale parla chiaro, non rischia una semplice multa, perché lì c'è un atteggiamento che è veramente codificato. Se non ricordo male, se non erro, potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere. Il punto è innanzitutto gli arresti domiciliari. Una che è una straniera ha trovato qualcuno che le ha offerto un'abitazione, ma un po' di custodia cautelare non le avrebbe fatto male anche nelle patrie galere. Ora dobbiamo vedere innanzitutto cosa decidono di fare davvero i giudici, se convalidare l'arresto, se procedere per direttissima. Qui io voglio proprio vedere, perché che messaggio diamo noi? Quale messaggio? Se io domani o qualsiasi cittadino forza un posto di blocco, si prende i proiettili, non si prende la multa, si prende la galera vera, io non voglio neanche pensarci ad una liberazione o ad un finale a Tarallucci e Pino. Confido nella magistratura, mi fido della magistratura, vediamo cosa succede. Ok, allora Rossano, ora vorrei cambiare tema. Tu fai parte della settima commissione cultura, scienza e istruzione in questa legislatura. Raccontaci un po' quali sono le novità in materia appunto di scuola e anche di università, e poi che ne pensi dell'inchiesta che ha scosso l'Università di Catania l'altro giorno per quanto riguarda i concorsi truccati. Prego. Allora, sì, partiamo da cose che ho già detto anche in passato. Questo Ministero nel giro di un anno è riuscito a
rimediare a parecchi degli errori della buona scuola, la celeberrima, famigerata buona scuola di Renzi. Abbiamo avviato le procedure per stabilizzare oltre 100.000 precari, dalla scuola elementare al sostegno, e soprattutto gli ultimi dati sui trasferimenti, quindi sulla mobilità del personale, ci danno numeri in aumento per tutti quegli insegnanti che da nord a sud, pur di avere una cattedra, si erano trasferiti a migliaia di chilometri da casa. È un ministero molto attento anche al discorso non solo economico, ma proprio della centralità dell'insegnante, tant'è vero che per quanto mi riguarda io ho presentato una proposta di legge che va nella direzione di inasprire le pene a chiunque si permetta di mettere le mani addosso ad un insegnante. Ricordiamo che un prof, un professore è un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle pubbliche funzioni. Di contro però abbiamo inaugurato la stagione finalmente della videosorveglianza, stanziando milioni e milioni di euro affinché non solo le scuole ma anche le case di cura, le case insomma dove ci sono persone più indifese, dove nessun insegnante cerebroleso si permetta di alzare le mani ad un bimbo. Discorso università, purtroppo questo è un vizio atavico, un problema atavico della nostra società. Pensa, quando avevo 20 anni scoppiò uno scandalo all'Università di Bari e uno dei baroni universitari si giustificò dicendo che il figlio di un professore universitario partiva in vantaggio rispetto al figlio di un operaio perché fin da piccolo era abituato a respirare aria accademica e quindi aveva qualche qualità in più. Cazzate, scusa il termine. Siamo alle solite, gli amici degli amici. Mi è molto piaciuta la reazione di Bussetti, probabilmente lo interrogherò proprio su questo argomento dopodomani al question time della Camera. Bene la costituzione di parte civile, fuori i nomi degli indagati, in attesa di sapere se sono effettivamente colpevoli, perché fino al terzo grado di giudizio sono tutti innocenti, noi siamo garantisti, lo ricordo, però se dovessero essere condannati, mai più uno straccio di contratto con le università statali. È un male da estirpare, quello dei baroni, quello degli amici degli amici, quelli dei corridoi con le stanze dei docenti, con le targhette tutte uguali, tutte con lo stesso cognome. Senti, Rossano, ma come sono andati questi esami di maturità, no? Con le 2 prove, che dati hai? Allora, io anche da insegnante in aspettativa ho contattato qualche collega, ho contattato soprattutto i miei ex studenti e tutto sommato è andata bene, perché innanzitutto da quest'anno la grande novità è che su 100 centesimi ben 40, parlo del punteggio, erano rappresentati dalla valutazione dell'ultimo triennio, quindi meritocrazia, perché se uno studente magari il giorno degli esami non sta bene o si lascia prendere dalle emozioni o gli va male, non è giusto che venga giudicato soltanto per quella prova, ma in realtà ha contribuito, ripeto, nella misura di 40 su 100, come si è comportato negli ultimi 3 anni. Poi le tracce sono molto piaciute perché erano veramente ricche, gli studenti hanno potuto spaziare, per finire la prova orale che magari come tutte le cose nuove poteva rappresentare un ostacolo o comunque qualcosa del quale provare timore, in realtà in qualche modo viene messo alla prova anche la capacità, se vogliamo, non tanto di improvvisazione quanto di collegamento tra varie materie, come se fossimo ad un colloquio di lavoro. C'è chi ha scherzato con le buste, lascia la doppia, in realtà anche se gli esami sono ancora in corso, penso di poter tracciare un bilancio più che positivo. Benissimo. Senti, Rossano, parliamo adesso un po' di nomine europee, no? Perché abbiamo visto questo weekend, anzi questa domenica notte, c'è stata la riunione, ma c'è ancora stallo sulle nomine in Europa. È intervenuto il sottosegretario Giorgetti dicendo: io commissario UE non succederà. Sulle nomine, non so se tu hai letto qualche notizia quando appunto ci sarà questo accordo, e sulla eventuale procedura di infrazione che rischia l'Italia. Rischia o no? Allora, sulle nomine io ne so quanto voi. Giancarlo Giorgetti, figuriamoci, potrebbe fare benissimo qualsiasi cosa, però se lui ha detto questo, io mi attengo alle sue dichiarazioni. Sulla procedura di infrazione l'unica cosa che non vorrei mai, e come me penso tanti che ci stanno ascoltando, è che qualcuno la usasse come strumento ricattatorio nei confronti, ad esempio, di quello che noi vorremmo fare da subito, cioè la flat tax. Non mi serve
non avere una procedura di infrazione se poi comunque mi mettono l'austerity, cioè a questo punto chi se ne frega della procedura di infrazione, ma facciamo tutto quello che vogliamo fare. Cioè, il senso è questo, non è che se non mi dai una cosa poi me ne neghi un'altra. La procedura di infrazione l'Italia non l'avrà, certo. E contestualmente però dobbiamo, con gli alleati di governo dei 5 Stelle, stringere i tempi per portarla a casa, perché poi ad ottobre penso sarà molto difficile poterla fare. L'Italia per la prima volta sta finalmente alzando la schiena in Europa. La bella notizia di oggi è fresca, non so se l'avete già data, che i dati Istat dicono che rispetto al 1977 siamo al top per quanto riguarda l'occupazione, sono i dati più alti. Se ci lasciassero lavorare in pace con le nostre ricette in economia e tutto il resto, l'Italia potrebbe tornare ad essere quella che era un tempo, ma forse è proprio questo che fa paura. Quindi anche sul caso della Sea-Watch le dichiarazioni contro l'Italia in realtà nascondono il loro isterismo, la loro preoccupazione, e anche in Europa la nostra piccola rivoluzione sta iniziando. Senti, Rossano, un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Si è parlato di un muro antimigranti al confine con la Slovenia. Questa è l'ipotesi al vaglio tra il presidente Fedriga e anche il Viminale. Di che cosa si tratta? Beh, io penso che quella sia l'estrema ratio, perché in realtà i confini del Friuli, come la Puglia e la Sicilia, non sono i confini dell'Italia, sono i confini dell'Europa. Quindi partendo da questo presupposto, o l'Europa capisce che deve difendere i propri confini e dare una mano all'Italia nel gestire, nel bloccare l'immigrazione clandestina, oppure l'Italia fa da sé. Quindi benvengano muri se proprio necessari, anche se come al solito la stampa ha esagerato, perché non è possibile fare un muro lungo 240 km, ma evidentemente l'ipotesi dell'amico Max Fedriga riguarda soltanto le zone più di passaggio, anche perché poi non è che possono arrampicarsi sulle montagne, ma ripeto, l'Europa deve pensare a difendere i propri confini a mali estremi rimedi, purché la nostra nazione sia sicura. Vedremo, insomma. Certo. Senti, questa settimana alla Camera, no? Da domani, che cosa c'è in programma? Allora, questa settimana noi in Commissione abbiamo un disegno di legge sull'inclusione dei bambini disabili, poi abbiamo molto sulla ricerca universitaria. In realtà non abbiamo tantissimo, ma aspettiamo da un momento all'altro, non questa settimana, spero la prossima, il decreto sicurezza bis di Matteo. Certo. Allora, Rossano, noi ti lasciamo andare, ti ringraziamo per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie mille a Rossano Sasso, deputato della Lega. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Come diceva appunto Rossano, l'Istat ha dichiarato che scende la disoccupazione a maggio è al 9,9%, ai minimi dal 2012. Il livello di occupazione sale al 59%, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche. Cala anche la disoccupazione giovanile. Vediamo altre notizie. Una voragine si apre nel napoletano, inghiottito un camion dei rifiuti. È accaduto nel centro storico di Casoria, la strada è stata chiusa al traffico e 7 palazzi sono stati sgomberati. Autostrade, l'ASPI contro il MIT dichiara la relazione diffusa in modo pilotato. La società sottolinea che i termini della convenzione prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della concessione. Allora, in collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo Fabio Amendolara, giornalista della Verità. Ciao Fabio, buongiorno, buon lunedì. Ciao, buongiorno. Allora Fabio, anche con te vorrei parlare un po' del caso della nave Sea-Watch. Oggi cosa c'è in programma per la comandante Carola? Ci dovrebbe essere un interrogatorio, e tu che ne pensi di tutta questa vicenda? Beh sì, intanto c'è l'interrogatorio per verificare se ci sono le condizioni o meno per confermare la misura cautelare. Sì. Che cosa ne penso? Penso che c'è stato un grande tentativo di far confusione a livello politico
C'è chi mesta nel torbido per tentare di non far comprendere bene gli aspetti giudiziari di questa vicenda. In realtà sono molto semplici. I reati contestati sono precisi e specifici, insomma c'è anche poco da fare, non sono granché, come dire, equivocabili. È stata speronata una motovedetta della Guardia di Finanza, è un mezzo militare, è un mezzo da guerra, quindi inutile cercare di come dire, pescare nel torbido e fare confusione. Leggo soprattutto sui social di chi cerca a tutti i costi di santificare la comandante, e la comandante ha commesso dei reati, poi se diciamo ideologicamente sono aspetti che a qualcuno, come dire, piace, sono comunque graditi, il nostro codice penale ci dice altro, e a mio avviso insomma bisogna mantenere un grande equilibrio nel giudicare queste questioni. Ovviamente nessuno si deve sostituire ai giudici, però soprattutto noi giornalisti seguiamo quelli che sono gli eventi, e bisogna farlo anche con grande chiarezza. Se i reati sono quelli, è inutile cercare di mettere in dubbio che insomma la motovedetta della Guardia di Finanza non sia un mezzo da guerra, non sia un mezzo militare, così come è inutile cercare di dimostrare che è impossibile sequestrare la nave, o che è impossibile contestare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina solo perché ci sono stati dei precedenti che hanno portato a delle archiviazioni. Se passa questo principio, allora, siccome ci sono dei procedimenti, che ne so, di peculato nella pubblica amministrazione che vengono archiviati, che cosa facciamo? Non li contestiamo più a quelli che ne commettono successivamente, perché ci sono delle archiviazioni. Ogni caso è a sé. Questa è una indagine penale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non è detto che faccia la fine di tutte le altre. Certo. Senti Fabio, è spuntato un video mai visto sul crollo del ponte Morandi. I tecnici del Ministero sono contro Autostrade, dicono dopo Genova è giusta la revoca della concessione, la società Autostrade dice ci dovete pagare, in ogni caso c'è un indennizzo. Tu che ne pensi di tutta questa polemica? Io ho seguito marginalmente la questione del ponte Morandi, l'ho seguita bene all'inizio, proprio nei momenti in cui si andava ad aprire l'inchiesta, poi l'ho perso un po' di vista, però ritengo che sul fronte delle concessioni ci sia molto da lavorare, molto da rivedere, non soltanto per il ponte Morandi. Ci sono delle questioni aperte un po' ovunque in Italia. Ci sono delle indagini che passano anche molto in sordina. Ad esempio voglio ricordare quelle sull'autostrada dei parchi del gruppo Toto, di cui non si parla mai, e lì addirittura viene contestato, oltre ad esserci un'indagine sui pericoli per la manutenzione, ma ci sono delle indagini anche sull'inquinamento delle acque. Perché soprattutto le gallerie non erano ben coibendate, e delle acque, diciamo delle percolazioni pericolose sono finite negli invasi, e la procura ipotizza che le abbia anche contaminati. Quindi ci sono delle questioni anche molto serie aperte, che riguardano le concessioni autostradali, le concessionarie autostradali, che passano un po' in sordina perché c'è una sorta di distrazione ormai. Fabio, i fannulloni non pagano mai, così come tu hai scritto nel tuo articolo di alcuni giorni fa, solo 1 su 100 di quelli scoperti sul fatto, insomma, viene licenziato, gli altri rimangono al loro posto. Adesso non è più così, perché con il decreto sicurezza cambia qualcosa, giusto? Ci hanno provato in tanti in questi anni, anche a partire da Brunetta. Non ci sono mai riusciti. L'hanno fatto anche con impegno. Brunetta, ricordo, partì proprio con una
campagna mediatica e ad ogni occasione ricordava che ci sarebbe stata una guerra serrata ai fannulloni. L'hanno sempre fatta franca, adesso ci sono delle nuove norme, la Bongiorno ha messo in atto, in campo delle norme particolari. Noi ne siamo andati a beccare un bel po' di storie di fannulloni, abbiamo raccontato lunedì scorso, e ci auguriamo che si corra ai ripari, perché un esempio di qualche storia, Fabio? In Sicilia ne abbiamo beccata una davvero simpatica. C'erano stati dei commessi comunali del comune di Palermo che si erano allontanati dal luogo di lavoro, il portiere timbrava i badge per tutti, sono stati sfortunati perché c'era un incontro istituzionale nel municipio e quindi era presente un agente della Digos in Borghese che ha visto questo funzionario, il portiere timbrare i badge di tutti i funzionari usciti, così che ha fatto una relazione di servizio. Però che cosa è accaduto? Intanto il procedimento è andato è finito in cavalleria, perché i giudici hanno valutato come veramente irrisorio il danno all'erario. Quindi allontanarsi per pochi minuti o per qualche ora è stato considerato dai giudici un danno irrisorio, ma in costanza del procedimento penale. Il comune non si è poi costituito nel procedimento e quindi non ha chiesto i danni, e soprattutto uno di loro ha fatto anche carriera, è stato promosso e il presidente del consiglio comunale se l'è portato con sé a lavorare proprio nel cerimoniale della presidenza del consiglio. Quindi non solo fannulloni beccati, la fanno franca a livello di giustizia e poi vengono anche promossi. Benissimo, Fabio, rimani con noi per altri 5 minuti perché adesso andiamo in pausa, una brevissima pausa pubblicitaria. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Fabio Amendolara, giornalista della Verità. Fabio, per quanto riguarda l'Europa, o meglio per quanto riguarda la procedura di infrazione all'Italia, l'Unione Europea dice adesso potrebbe avviarsi già questa settimana, lo ha detto il commissario europeo Oettinger, dice l'Italia ci pensi 3 volte prima di deludere le aspettative dell'UE, gli investitori potrebbero perdere fiducia. Secondo te arriverà o non arriverà questa procedura di infrazione? Ma io mi auguro proprio che non arrivi, non riesco a prevedere le mosse dell'Unione, neanche le controffensive messe in campo dal nostro governo. C'è in atto una sorta di trattativa, è difficile capire che cosa stia accadendo e che cosa possa accadere da qui a... È una situazione al momento molto liquida. C'è un'evoluzione davvero veloce. Sì. Mi auguro che l'UE rispetti le nostre la nostra politica e
anche perché diciamo, abbiamo bisogno di alleggerire un po', come dire, di lasciare respirare un po' di più la nostra economia. Quindi le banche, dopo tutti i casini che ci sono stati con i governi passati, hanno anche loro bisogno di prendere, di tirare un po' il fiato. Certo. E quindi c'è bisogno di credo che le norme che stiano mettendo in campo e le previsioni che abbiano fatto abbia fatto il nostro governo vadano nella giusta direzione. Mhm. Mi piacerebbe, ma questo lo dico da cittadino più che da giornalista, che insomma l'Unione Europea come dire, abbia un po' più sia un po' più morbida nei nostri confronti, così come lo è spesso, troppo spesso con altri paesi. Certo. Insomma, ho l'impressione che solo con noi non se ne faccia passare una sotto al naso. Senti Fabio, di che inchiesta ti occuperai, che articolo scriverai nei prossimi giorni? Guarda, ho cominciato a lavorare sulla questione, questa storiaccia lì in Emilia Romagna, a Reggio Emilia. Sì. Devo dire che dai primi documenti che ho letto è davvero raccapricciante. E da quando fino ad inizia ora, questa vicenda? Di che vicenda si tratta? Ecco, allora, ricordiamolo. un po' avrete sentito soprattutto dai TG che Sì. in questi giorni l'hanno raccontata, e è stato scoperto un gruppo criminale, perché diversamente non possiamo definirlo, che per favorire una struttura di accoglienza protetta, una di quelle case private dove poter, come dire, quelle case private che si occupano dei minori che vengono tolti alle famiglie. Mhm. Bene, hanno scoperto che c'era un gruppo di persone, di assistenti sociali, eccetera, che cercavano di orientare verso questa casa privata i bambini, togliendoli alle proprie famiglie, modificando e andando a falsificare contenuti, documenti ufficiali, che poi finivano anche nei tribunali, pur di togliere i bambini ai propri familiari e far arricchire, diciamo, questi meccanismi privati che ne beneficiavano. Le vittime credo che abbiano subito dei danni veramente irreparabili, e quello che esce fuori dalle carte giudiziarie è davvero raccapricciante. Far passare dei genitori che non hanno abusato dei propri figli per dei pedofili, è davvero quanto di più brutto possa accadere. Sì, quindi insomma ti occuperai di questo, oltre che di immigrazione, che è anche un altro tema di cui ti occupi, giusto? Diciamo che è uno dei miei cavalli di battaglia. Siamo stati tra i primi, con La Verità, a puntare le ONG. Avevamo capito in tempi non sospetti che qualcosa di strano si muovesse nel Mediterraneo. Un bel po' di inchieste, devo dire, ci stanno dando ragione. Ci abbiamo visto, credo, insomma, che ci avevamo visto giusto, e non bisogna mollare, dobbiamo continuare a fare le pulci a queste organizzazioni non governative, soprattutto a quelle che cercano di muoversi con finalità politiche. Benissimo, allora Fabio, grazie mille per essere stato quest'oggi, questo lunedì, buon lavoro Fabio, e a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie mille. Allora, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Parliamo di nomine europee. L'Unione Europea, fonti dell'Unione Europea dicono 11 i paesi contro Timmermans. I lavori del Consiglio sono ancora in corso. Sarebbero 11 paesi che nei colloqui di questa notte con Donald Tusk hanno espresso contrarietà alla nomina di Frans Timmermans alla Commissione europea, e quanto si apprende da fonti italiane. I lavori del Consiglio, dopo una breve pausa, sono ancora in corso e non si esclude
una conta. Vi ricordo il numero per chiamarci, che è lo 0266 20 35 29. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo un altro amico di RPL, abbiamo Andrea Dara, deputato della Lega. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie mille, come al solito Andrea. Allora Andrea, prima di arrivare di nuovo al caso della nave Sea-Watch, perché oggi ci dovrebbero essere altri aggiornamenti, con te vorrei parlare di un incontro che c'è stato ieri tra il presidente Trump e anche il presidente Kim al confine tra Nord e Sud Corea. Qual è stato il motivo di questo incontro? Innanzitutto è un bene che il Presidente degli Stati Uniti si sia incontrato con il capo del Nord Corea, e si sono trovati infatti nella zona chiamata zona di sicurezza comune, che è una zona che divide, diciamo, la Corea del Nord e la Corea del Sud. Da quello che abbiamo percepito e letto sui giornali, ci saranno altri incontri. Infatti Trump ha già annunciato che inviterà Kim alla Casa Bianca, sì. E l'incontro è stato fatto proprio per riprendere i colloqui sul programma nucleare nordcoreano e sulla sicurezza di tutta la penisola. È un passo in avanti che sicuramente dal mio punto di vista fa bene, è un segno di collaborazione, sì. Perché sappiamo e ci ricordiamo tutti che nei mesi scorsi, circa di un anno fa, insomma, i livelli di tensione erano molto ma molto alti, tanto è vero che addirittura anche il Papa ha detto che è un percorso giusto e corretto quello del dialogo. Quindi sì. Stiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Certo. Andrea, c'è un'altra notizia che riguarda sempre, insomma, il governo. Il ministro dell'ambiente Costa, contro il presidente della provincia di Trento, dice non è valido l'ordine di catturare, insomma, l'orso M49 senza la conferma della pericolosità, dice il ministro. È una forzatura. Ci puoi raccontare un po' cos'è l'orso M49? Ecco, guardi, per chi non è, insomma... io frequento come turista la provincia autonoma di Trento ormai da 30 anni, e tutti gli anni proprio mi reco nelle zone di Pinzolo proprio come turista. Quando vai in estate? Devo dire, sì? Vai in estate? Vado in estate e vado anche in inverno con la famiglia. D'inverno naturalmente vado a sciare, d'estate vado a rinfrescarmi, quindi conosco abbastanza bene il tema, e qui credo che vogliano fare passare il presidente della provincia autonoma di Trento come uno che vuole abbattere gli orsi, ma così non è un attacco agli orsi, ma ad uno in modo particolare, come diceva lei, l'M49. Io voglio ricordare che sono più di 70 gli orsi, dopo la ripopolazione che ci fu anni e anni fa, che si era partiti da 10, oggi siamo arrivati a 70, e non lo si vuole abbattere questo orso, ma lo si vuole catturare e mettere in un recinto, che è un recinto di diversi ettari nel parco faunistico. Sì. E quindi il problema è che questo orso non ha paura dell'uomo, e però è causa dell'80% dei danni agli allevatori, quindi lo si vuole prendere e mettere in questo parco. E quindi il presidente Fugatti perché ha preso questa decisione? Perché proprio dal ministro Costa non arrivano risposte su questo problema, quindi non può far altro che decidere lui a questo punto, almeno che in queste ore non ci sia un'evoluzione. Io mi auguro che il ministro Costa prenda questa benedetta decisione, perché stiamo parlando di un orso su 70 che non ha paura purtroppo dell'uomo, che si avvicina troppo nelle aree residenziali, nelle aree comunque degli allevatori. Ha fatto diversi danni e, come ho detto, ha commesso l'80% dei danni totali. Quindi è per questo che si vuole incidere, e non c'è nessun abbattimento in corso, ma è solo per prelevarlo e portarlo nelle sedi,
nella sede opportuna, che è il parco che vi ho detto prima. Certo. Senti Andrea, ho letto prima di intervistarti, no, sulla questione nomine per quanto riguarda la commissione, eccetera, no? Sì. 11 paesi sono contro Timmermans, no, alla presidenza della Commissione europea. Secondo te l'Italia avrà un posto in queste istituzioni come commissario, ecco, o no? Io mi auguro assolutamente di sì. Io sono aggiornato a un paio d'ore fa, so che le trattative sono ancora in corso, c'è stato uno stop e una ripresa questa mattina alle ore 8, ci sono stati 12 ore di colloqui abbastanza pesanti, diciamo, e sono diversi paesi che comunque non apprezzano l'attuale vicepresidente della Commissione europea, l'olandese, e i paesi sono molti, sono la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Romania, la Lettonia, Cipro e via andare, compreso l'Italia. Il nostro vice premier Matteo Salvini ha già fatto una dichiarazione in tal senso. Io credo che non si risolverà nella giornata di oggi la partita delle nomine, anche se tanti nominativi stanno uscendo, ma finché non sarà nominato il Presidente della Commissione europea, credo che gli altri nominativi arriveranno sicuramente dopo. Vediamo l'evolversi di queste ore o dei prossimi giorni. È certo che, come diceva lei, io mi auguro che l'Italia abbia un ruolo importante all'interno di questi nominativi che verranno fatti prossimamente, insomma. Benissimo. A noi, non nascondo, che interessava molto avere in mano quello che erano le attività produttive e la stessa agricoltura. Vediamo l'evolversi della situazione. Certo. Senti Andrea, poi nella tua commissione commissione attività produttive, in questa settimana si parlerà di qualcosa? Questa settimana avremo in aula quello che è la legge delega sul turismo, una proposta molto importante per il nostro Paese. Abbiamo lavorato anche in sinergia con il ministro Centinaio. Questa settimana, salvo problemi dell'ultimo momento, dovrebbe essere discussa e non faremo altro che andare ad aiutare e a regolamentare meglio il mondo del turismo, perché per troppi anni è stato, dal nostro punto di vista, abbandonato con delle regole assurde, a volte anche non regolamentato nel modo corretto, e parlo soprattutto dei B&B, e quindi questa settimana in questo senso cominceremo a risolvere un po' i problemi legati proprio al mondo del turismo. Certo. Senti Andrea, poi tu sei il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Per quanto riguarda questa commissione invece, che novità puoi darci? Le novità è che oggi pomeriggio, questa sera, audiremo il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che recentemente è stato anche minacciato in passato con dei proiettili e anche recentemente con delle buste con degli insulti nei suoi confronti. Quindi l'invito è stato invitato per quello che è accaduto nei suoi confronti, ma sarà oggetto anche sicuramente di informazioni che vedremo se si potranno essere rese pubbliche o meno, per quanto riguarda quello che è accaduto anche in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, inerenti alla Sea Watch su Lampedusa, visto che la Procura sta seguendo le indagini, proprio quella è quella di Agrigento. Quindi questa sera probabilmente, oltre che affrontare questo fatto, dove io esprimo solidarietà nei confronti del procuratore, perché essere minacciato di morte lui e la sua famiglia con dei proiettili non è assolutamente bello, e per il resto però cercheremo di approfondire anche altri temi che tengono banco proprio in queste ore. Certo. Quindi se sarà possibile, lo vedremo, se sono atti segretati oppure no. Cercherò in base a quello, compatibilmente a quello, di rendervi, di informare poi successivamente anche i nostri ascoltatori, insomma.
Benissimo. Allora, Andrea, un'ultima domanda, no? Sulla questione autostrade, no? Abbiamo sentito, ma anche c'è un'ultima dichiarazione in questo momento del ministro Toninelli, che dice la revoca della concessione sarà totale, però poi Autostrade dice ci vuole l'indennizzo. Tu che ne pensi? Qui si mescolano un po' di argomenti, nel senso che il ministro Di Maio ha, diciamo, questo atteggiamento nei confronti di Atlantia per quello che è accaduto col ponte Morandi, però si mescola anche con il problema invece di Alitalia. Già il nostro segretario Matteo Salvini, che è vice premier, ha già fatto delle dichiarazioni che io condivido, perché una cosa è sicuramente chiedere che chi ha sbagliato sulla questione Ponte Morandi paghi, certo, ma un conto è cercare di dividere queste due problematiche. Ci sono dei responsabili e sicuramente quelli vanno perseguiti, la magistratura farà il suo corso. Altra partita è la questione all'Italia. Io voglio ricordare che all'interno ci lavorano un sacco di ditte e un sacco di persone, quindi quello che noi vogliamo è assolutamente tutelare i dipendenti e comunque le aziende che lavorano per questa holding, e diverso deve essere invece quello che è accaduto per il Ponte Morandi. Quindi io mi auguro che il ministro Di Maio cerchi di suddividere queste due partite, perché è importante per la crescita anche del nostro paese e soprattutto anche per la stessa l'Italia. Benissimo. Allora Andrea, purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo salutarci, grazie mille della tua disponibilità, ci risentiamo prossimamente in radio. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie mille ad Andrea Dara, deputato della Lega. Guardiamo la pagina Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che un'ora fa ha scritto: il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo contro Salvini e a favore dei porti aperti. Ma come si fa? Ha scritto il ministro Salvini, e poi ha anche pubblicato un post dove ha scritto: FAC Salvini sui muri della rappresentanza italiana, anche da Bruxelles tanta democrazia e tolleranza. Ieri, 11 ore fa, il ministro Salvini ha scritto: quanto mi manca Oriana Fallaci. Allora, adesso ascoltiamo invece l'intervento di ieri sera del ministro Salvini alla festa della Lega a Cantù. Sentiamo. Ringrazio, oltre ai militanti che a fare le patatine fritte con sto caldo, veramente che bel coraggio, e quindi grazie. Ringrazio però anche stasera, e ci sono sempre, uomini e donne delle forze dell'ordine che garantiscono che tutto si svolga tranquillamente, perché la cosa che mi ha fatto imbestialire delle cronache marziane degli ultimi giorni non è stato uno sbarco come gli altri, l'avevamo già visto, l'Aquarius, quello va, quello viene. Questa è una criminale, i criminali devono andare in galera, perché quando mette a rischio la vita di militari italiani che stanno facendo il loro lavoro, ieri mi sembra che abbia detto: ho sbagliato manovra d'attracco. No, cambia mestiere, però veramente lo squallore dei commenti di qualche politico italiano, di qualche giornalista, di qualche professore, che si sono dimenticati di quei 4 ragazzi della Guardia di Finanza, con un ragazzo di 26 anni che aveva la responsabilità di quella motovedetta in vetro resina, che si è visto arrivare un bestione da centinaia di tonnellate che rischiava di schiacciarli alle 3 di notte contro la banchina del porto di Lampedusa. Questo è stato un atto di guerra, e i criminali di guerra vanno in galera, non vanno a spazio.
Tutto. Poi, il Presidente della Repubblica Federale Tedesca, a difesa della sua concittadina, io ho educatamente risposto: preoccupati di quello che succede al tuo paese e preoccupati del fatto che i cittadini del tuo paese non vadano in giro ad ammazzare italiani che stanno facendo il loro lavoro. Semplicemente questo. Tu stai a Berlino, io lo chiamo a Cantù. No, lo dico perché prevenire è meglio che curare. Non mancano i fenomeni. E c'è l'altra nave tedesca, l'Alan Kurdi, e c'è l'altra nave spagnola, la Open Arms. Abbiamo dimostrato che indietro non torniamo. Se qualcuno disubbidisce alle leggi, multa, arresto, sequestro della nave, e gli immigrati a bordo non restano neanche un quarto d'ora in Italia, ma se ne vanno all'estero. Questo è il copione. No, quelli del PD ce li dobbiamo tenere qua. Però la sanzione gliela danno gli elettori, i cittadini. Perché io vorrei vedere, mi hanno girato alcuni commenti sulle pagine di questi qua di queste belle anime, Del Rio, Faraone, Fratoianni, stavano lì, e voi dovevate leggere i commenti più interessanti, erano quelli degli elettori di sinistra, magari di una fabbrica in difficoltà in cassa integrazione, che dicevano ai loro rappresentanti: ma perché io non ti ho mai visto fuori dalla mia fabbrica, invece vai a perdere tempo su una nave di clandestini a difendere un criminale che mette a rischio la vita dei finanzieri? Quindi io auguro alla Lega lunga vita al Partito Democratico. Mi auguro che passino giorni e notti sulle navi, ai Caraibi, in Costa Azzurra, ovunque, perché veramente hanno capito come la pensano gli italiani. Oggi ho sentito il Presidente del Consiglio Conte che in questi minuti è a Bruxelles, perché ci sono le vecchie logiche, i vecchi poteri che si stanno spartendo le poltrone di comando. Io ho semplicemente detto: il Presidente della Commissione Europea non può essere un comunista, un socialista o uno di sinistra, perché sarebbe proprio una beffa non per gli italiani, per tutti i popoli europei che hanno votato il mese scorso. Benissimo, benissimo. Abbiamo sentito il ministro Salvini ieri sera alla festa della Lega a Cantù. In collegamento telefonico in questo momento abbiamo Tullio Patassini, deputato della Lega, un amico di RPL. Buongiorno Tullio. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera. Grazie mille Tullio. Allora Tullio, raccontaci un po' del viaggio che hai fatto con la commissione di inchiesta, no? Ecomafie. Sì. Raccontaci un po' dove siete stati, in Svezia e Danimarca. Ecco, che tappe, prego. Le due tappe sono state Svezia e Danimarca. Sì. Era un viaggio di approfondimento e studio, perché in quei paesi, nei paesi generalmente scandinavi, c'è un utilizzo e un trattamento dei rifiuti che è assolutamente rispondente ai dettami dell'economia circolare, in cui c'è una grandissima attività che viene fatta di recupero. Quindi in quei paesi il rifiuto viene prima di tutto raccolto con tecniche più moderne, nel senso che abbiamo addirittura dei condotti sotterranei tipo le poste pneumatiche, ma in realtà il rifiuto viene recuperato tutto quello che si può recuperare, separato tutto quello che si può recuperare, la frazione umida viene utilizzata per produrre metano e biogas, sì. La frazione che non può essere utilizzata per altre finalità viene termovalorizzata e attraverso la termovalorizzazione si ottiene energia elettrica e acqua calda per tutti i quartieri che sono intorno al termovalorizzatore stesso. Sì. Faccio solo un semplice dato, un semplice esempio. Sì. In quei paesi i rifiuti che vengono mandati in discarica sono meno dell'1%. Siamo intorno a 0,8, 0,7, 0,8. Si utilizzano dei sistemi tecnologicamente avanzati e è una grande opportunità per quei paesi di avere
aria più pulita, Sì. discariche meno presenti e soprattutto tanta energia. Certo. Quindi insomma, quanti giorni siete stati in Noi Svezia? siamo stati 5 giorni. In questi 5 giorni abbiamo visto sia come vengono gestiti gli impianti di smaltimento, trattamento e valorizzazione dei rifiuti di Stoccolma, Göteborg e Copenaghen, perché Copenaghen oggi in questo momento ha, penso, il termovalorizzatore più avanzato che si trova in Europa. Addirittura, come tutti i termovalorizzatori, per poter ottimizzare la gestione dell'energia e dell'acqua, perché viene prodotta acqua calda, sono attaccati alla città, se non dire nel centro città. Certo. Uno può, adesso permetto questa visione romantica, uno può farsi la foto con la sirenetta e con lo sfondo il termovalorizzatore, solo per dire quanto è vicino. Quindi è stato insomma un ottimo viaggio d'approfondimento, giusto? Assolutamente sì. Poi oltre a questo abbiamo avuto occasione di visitare un paio di aziende, di cui una, non dico il nome per una questione di privacy, ma dico l'oggetto, un'azienda che lavora, produce lana di roccia, che è quella che la lana di roccia è quella che viene utilizzata nelle intercapedini delle abitazioni. Una bellissima azienda che lavora in 60 paesi, fattura 1 miliardo di euro, e la cosa ancora particolare quando parliamo del genio italiano, che tutto il board, tutta la dirigenza è fatta da italiani, dal direttore generale ai direttori di settore sono tutti italiani, tutti ingegneri italiani che hanno deciso di andare a vivere in un paese straniero, ma che mettono le capacità, l'intelligenza, il genio italiano a servizio dell'ambiente e dell'impresa. Benissimo. Senti Tullio, adesso andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci sentiamo tra pochissimo. Sì. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti?
Rieccoci carissimi amici di RPL, Tullio Patassini, deputato della Lega in collegamento con noi. Allora Tullio, con te vorrei parlare anche di un'intervista che c'è questa mattina sul Corriere della Sera del vice ministro Massimo Garavaglia, che dice: non possiamo chiudere l'Ilva se serve subito una norma per l'immunità. Gli accordi vanno rispettati, ha detto il vice ministro, ne va della credibilità dell'intero sistema. Mi sa che il 19 c'è un incontro, il 9 luglio c'è un incontro al Ministero dell'Economico, o no? Allora, in realtà sì, l'Ilva è una questione che ci trasciniamo ormai da anni, una questione in cui vi sono delle situazioni di inquinamento che sono conclamate e che non sono attribuibili evidentemente all'attuale gestione. Quindi lì la questione dell'Ilva è quello che va fatto, ovvero contemperare le giuste e doverose esigenze ambientali e la salute dei cittadini che vi abitano con il fatto che abbiamo un'azienda che dà lavoro a migliaia e migliaia e migliaia di persone. Quindi trovare sempre il giusto equilibrio, come ha detto anche Massimo Garavaglia, ma come ha ripetuto Matteo Salvini, di non trascurare questo aspetto. Cioè, se l'Ilva chiude, mettiamo in ginocchio una città, un territorio, e comunque mettiamo in crisi anche tutto il sistema dell'acciaio italiano, che è l'altro aspetto fondamentale. Non trascuriamo mai che il lavoro e l'impresa per la Lega sono al primo posto. Benissimo. Senti Tullio, programmi di questa settimana nella tua commissione Noi abbiamo finalmente la legge delega sul turismo, perché è il vero passaggio culturale che stiamo facendo anche noi. Iniziare a pensare all'Italia come un paese in cui vi sono diverse forme di turismo, in cui si possa fare turismo di qualità, turismo popolare, turismo culturale, turismo ambientale, e tutte queste caratteristiche di turismo devono avere la giusta dignità e il giusto rispetto. L'Italia è il più bel paese del mondo, ma questo ce lo riconoscono tutti. Bisogna iniziare a pensare al turismo non come un passaggio, come un aspetto della vita italiana, ma come una vera e propria fonte di PIL, di ricchezza, di benessere e di salvaguardia del territorio. Benissimo Tullio. Allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo come al solito per la tua disponibilità. Grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata, grazie. Grazie mille a Tullio Patassini, deputato della Lega. Adesso vi ricordo il numero intanto per intervenire in diretta, che è lo 0266 20 35 29. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il presidente della Commissione Giustizia al Senato e il senatore della Lega Andrea Ostellari. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, grazie e un abbraccio a tutti. Grazie mille a te per essere qui questa mattina, questo lunedì mattina. Andrea, vogliamo un po' ricordare quali sono stati i provvedimenti approvati dal Senato recentemente, no? Dal decreto crescita anche al decreto Calabria. Raccontaci tu quali sono stati gli altri decreti. Guarda, in questi ultimi giorni al Senato sono conclusi tutta una serie di provvedimenti che rilanciano questo Paese. Molti ci hanno attaccato, ci hanno denigrato, ci hanno detto che le cose non vanno, che l'Italia non riparte, che c'è la crisi, eccetera, eccetera, mentre invece abbiamo fatto con questo governo quello che non si era mai visto, quantomeno dal 1977. Ti do questa data perché proprio l'Istat poco fa ha dato un risultato che è storico per il nostro Paese. Si è registrato un aumento dell'occupazione in Italia e quindi una diminuzione, una disoccupazione che scende dello 0,7%. Un dato che così positivo non si registrava da tantissimi anni. Oggi siamo a 23.387.000 di italiani che sono occupati, e questo grazie a che cosa? Grazie a una politica diversa, nuova, che è partita ovviamente dalla famosa flat tax,
che ovviamente abbiamo cominciato a fare, e poi con una serie di provvedimenti quali quelli ultimi, con anche lo sblocca cantieri. Ricordiamo che lo sblocca cantieri ha ovviamente velocizzato, questo è il tentativo, no? Cioè noi dobbiamo velocizzare, sbloccare, aprire i cantieri per cercare di far ripartire questo nostro paese. E poi ancora con il crescita, il crescita, che è stato un decreto che ha permesso di diciamo così, intervenire con ad esempio moratorie o con provvedimenti mirati per cercare di togliere alcuni paletti che rendevano magari la vita più difficile ai nostri italiani che lavorano. E poi per finire il decreto Calabria, anche questo molto discusso, che però ha messo un po' di ordine nella sanità, dando ovviamente un commissario in quella regione, perché diversamente non si poteva fare, e quindi intervenendo anche però con provvedimenti mirati. Ad esempio, per la prima volta sono state previste norme per la nomina anche dei direttori generali di ASL e di ospedali, prevedendo anche ad esempio forme inedite in questo nostro paese di graduatorie di merito. Quindi ecco, questi sono tutti provvedimenti che poi alla fine registrano una positività, e questa è la cosa più importante per noi e per i cittadini italiani. Senti, in tema di giustizia, no? Quali sono provvedimenti prossimi che la tua commissione insomma esaminerà? Guarda, tra i molti provvedimenti ne abbiamo uno la prossima settimana che concluderà l'iter, che è quello del famoso codice rosso, quindi tutta quella serie di interventi a tutela della violenza verso diciamo così, le donne e tutti quei fenomeni ovviamente che non vogliamo più vedere, con pene adeguate e con provvedimenti ad hoc anche dal punto di vista di procedura. E poi, visto quello che è accaduto anche a Reggio Emilia, con quella vicenda raccapricciante, ecco, giovedì proprio il Senato con la mia commissione e la Commissione Affari Costituzionali daremo il via all'iter per la costituzione di una commissione d'inchiesta. Ecco, benissimo, quindi questo è molto importante. Senti Andrea, sulla scelta delle prossime Olimpiadi del 2026, una scelta ricaduta sulla città di Milano e quella di Cortina, cosa comporta insomma questa scelta in termini di aumento dei posti di lavoro? Ecco. Ma sicuramente è una scelta che ha una ricaduta positiva per il nostro territorio locale, ma per il territorio diciamo anche nazionale. E poi, a parte che arriva in un momento in cui tutti ci hanno messo gli occhi addosso, se non anche addirittura le mani addosso, insomma, o meno ci tentano, ed è un buon risultato che ha ottenuto questo nostro paese, anzi direi un ottimo risultato che ha ottenuto la politica e ovviamente anche i registi che hanno contribuito a questo dato. I registi ovviamente li conosciamo, sono Giorgetti in primis e poi Zaia, che ha ovviamente saputo introdurre questa proposta di Cortina che ha portato ovviamente e che porterà degli effetti positivi per noi veneti e poi anche per i lombardi a Milano. Senti Andrea, proprio del governatore Zaia vorrei parlare con te, perché questa mattina c'è un'intervista sulla Verità di Daniele Capezzone e il governatore dice: sull'autonomia il Movimento 5 Stelle ci dica cosa vuole, se ai grillini non piace il nostro progetto, dice Zaia, facciano una proposta, basta con i rinvii. È da molto che il governatore chiede insomma di aumentare, insomma, di cambiare passo su questo. Tu che ne pensi? Ma sono d'accordo, noi dobbiamo sicuramente dare una risposta e la risposta peraltro è già sul tavolo, perché esiste questa proposta della veneta e la conoscono tutti molto bene. Se a qualcuno non piace quella proposta, insomma effettivamente dica dove e qual è il problema. Poi come in tutte le cose noi siamo stati abituati a discutere, trovare soluzioni e quindi a portare a casa i risultati.
Finché però sei in due o più persone e magari qualcuno non vuole parlare, è chiaro che il risultato non lo porti a casa. Io credo che insomma anche su questa partita la sintesi politica sarà necessaria e credo che sia d'obbligo farla, perché questo è uno dei punti del nostro programma, del programma sottoscritto anche con i 5 Stelle, e quindi va affrontato, non possiamo più passare oltre. Benissimo. Allora Andrea, io ti saluto e ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, a presto, alla prossima. Ciao. Ciao, grazie mille ad Andrea. Un attimo, grazie mille ad Andrea Ostellari, Presidente della Commissione Giustizia, ringrazio Roberto al di là del vetro e vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 02 66 20 35 29. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo un altro amico di RPL, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno, come va? Siete sopravvissuti al caldo? Più o meno, direi più o meno, perché il caldo dura da una settimana, no? E non cenna a diminuire. Tu a Roma lì com'è il tempo? A Roma sembra di stare in Africa praticamente. E quindi l'Africa che c'era prima qui a Milano è scesa giù praticamente? Praticamente sì. Sì, purtroppo sì, ci vuole il mare, cosa che qua a Milano non c'è. Allora, Andrea, vorrei parlare un po' con te di un tuo sfogo che hai scritto su Facebook l'altro giorno. Inizia così: sono sconfortato ragazzi a leggere i giornali, sembriamo il peggior PD, tutti a litigare sulle poltrone di un domani, addirittura scrivi qualche accenno polemico verso il presidente Berlusconi, ma dove eravamo tutti senza Silvio Berlusconi? Questa mattina c'è un'intervista a Giovanni Toti sulla Verità, nominato da Berlusconi coordinatore, anche un'intervista sul Quotidiano Nazionale a Mara Carfagna che dice: se il rinnovamento diventa una guerra fratricida non ci sto, mi chiamo fuori. Ci racconti un po' meglio, ci fai un po' di chiarezza sulla riorganizzazione di Forza Italia? Allora, partiamo da un punto, perché tutti questi ragazzi, questi politici che tu hai appena citato, giustamente si interrogano su quale futuro dare a Forza Italia, atteso che, come dire, noi ce la passiamo benissimo, come chi ci ascolta sa perfettamente. Allora, il problema è se, come dire, la discussione su come risollevare in fretta e bene Forza Italia diventa semplicemente un discorso che si limita a primarie sì, primarie no, noi diventiamo come il Partito Democratico. Io francamente non ho nessuna passione per il Partito Democratico, ero contrario alle primarie quando le facevano loro, osservo la Lega che per esempio primarie non ne fa, eppure, come dire, viaggia allegramente sopra il 30%, perché? Perché sostanzialmente il problema di Forza Italia, tutti i partiti diciamo in difficoltà, è quello di non essere presente sullo scaffale della politica, cioè gli elettori, esattamente come accadrebbe in qualunque supermercato, entrano e non ci trovano sugli scaffali, o se ci trovano dicono ma il prodotto forse è un po' vecchio, francamente compro di nuovo. Allora il punto è che noi dobbiamo capire bene quali sono i problemi che dobbiamo affrontare e risolvere e poi darci il metodo giusto per risolverlo. Sentire parlare soltanto di correnti di primarie secondo me agli italiani frega zero, perché io non conosco nessuno, ma insomma i tuoi ascoltatori sono lì, possono anche smentirmi, nessuno che viva di pane primarie. Il mio sfogo di ieri, allora io dico soltanto questo, dico, noi, se tu chiedi ai tuoi ascoltatori, non veniamo percepiti come gente che ha un'idea dell'Italia, un'idea netta, chiara, e quindi dobbiamo anzitutto curare quello, darci delle nuove idee, dei nuovi linguaggi, delle nuove facce, perché quelle che stanno lì da 30 anni hanno rotto le scatole, e però bisogna essere concreti ragazzi, cioè non possiamo mica continuare a guardarci l'ombelico e a parlare delle regole di selezione della classe dirigente, perché non gliene frega niente a nessuno, gli italiani hanno altre priorità. Certo. Senti Andrea, ma ci sono dei tempi, non so, delle date stabilite? Allora, questo è quello che io chiedo ai coordinatori di Forza Italia, cioè Giovanni Toti e Mara Carfagna. Facciano una proposta concreta, con una data, non lo so, il 21 novembre facciamo le primarie. Bene, non abbiamo le primarie, ma se la maggioranza decide che si vuole giocare al gioco delle primarie, facciamo le primarie.
oppure facciamo il congresso. Però io dico soltanto una cosa: un partito liberale di massa che vuole rivolgersi a tanti milioni di persone deve, secondo me, mettere per esempio un quorum, per cui dice: se non viene a votare almeno 500.000 di persone, lasciamo perdere, facciamo un congresso. Deve darsi delle regole, per esempio, la butto lì. Ci sono delle persone. Allora, Silvio Berlusconi è un martire della giustizia politicizzata. I tuoi ascoltatori iniziano a capire anche loro che significano questo, perché anche Matteo Salvini è al centro di alcune attenzioni poco simpatiche e giuste di una parte della magistratura. Questo lo sappiamo, lo abbiamo visto anche recentemente. Quindi, come dire, distinguiamo. Questi signori sono attenzionati dalla magistratura in maniera ostile e questo non è giusto e li difenderemo sempre, ma tanti altri no. Quindi, per esempio, chi mette in difficoltà Forza Italia con proprie vicende giudiziarie, forse alle primarie non si deve candidare. Allora facciamo primarie pulite e con un quorum. Allora cominciamo a cercare di andare sul concreto, velocemente. Diciamo, il giorno X si tiene la primaria subordinata a una certa affluenza, altrimenti il congresso. Le proposte mie sono queste, che ne so, io voglio la flat tax, l'autonomia fatta seriamente, il presidenzialismo, voglio un'immigrazione controllata perché anziché dopo 20 giorni Carola venga arrestata dopo 5 minuti, voglio mandare a cagare i tassisti e voglio difendere quelli che il taxi lo prendono, voglio il ministero per il turismo, voglio la riforma della giustizia perché così non va, voglio eliminare 65 adempimenti burocratici che sono richiesti per aprire un negozio di estetista, che è una follia, no? Perché chi non trova il lavoro almeno se ne possa inventare uno, e invece in Italia così oggi non è. Voglio che le periferie, siccome sono grigie e la vita lì presa con un macigno, possano, come dire, ristrutturare un palazzo fatiscente, ma costruirne uno nuovo accanto senza che il costruttore paghi oneri di urbanizzazione, così gli converrà farlo e quindi avremo periferie più belle, che liberi dalle tasse e dalla burocrazia delle nostre piccole e medie imprese, che sono fantastiche, ma obiettivamente se la passano molto molto difficilmente. Vogliamo fare la flat tax e viva, bene, la facciamo al 20%, sì, dove troviamo i soldi? Beh, togliamo il bonus per i diciottenni e gli 80 euro di Renzi, togliamo il reddito di cittadinanza che è una vergogna, togliamo qualche decretazione fiscale inutile. Insomma, se tu mi dici tutto questo, io ti seguo. Ti dico, c'è un'idea d'Italia, è Forza Italia che si ricandida di nuovo a fare il partito liberale di massa, gli italiani potrete fare più cose con noi, vi converrà votarci perché potrete fare più soldi. Allora sì, se la cosa diventa promettere a 10 consiglieri regionali che verranno a fare chissà quando, forse un domani, i parlamentari, secondo me è una robbetta che non interessa a nessuno e non pure i nostri problemi. Tutto qua. Benissimo, chiarissimo. Senti Andrea, per quanto riguarda insomma le tue commissioni, una riguarda le politiche dell'Unione Europea, l'altra la Commissione Vigilanza RAI. Ci sono novità per quanto riguarda queste commissioni, provvedimenti all'esame in questa settimana o no? Sì. Allora, questa settimana per la vigilanza RAI arriverà, ci saranno le audizioni dei sindacati riguardo al piano industriale che il nuovo amministratore delegato vorrebbe che la RAI prendesse, che prevede sostanzialmente l'introduzione di tante macro aree per genere, diciamo, delimitate per genere, sotto cui finirebbero gli attuali direttori di rete. Adesso per chi ci ascolta magari è un po' difficile da capire, ma sostanzialmente si creano dei nuovi livelli di ideazione di contenuti che poi vengono messi in onda in maniera un po' più ordinata, ma diciamo anche un po' più anonima. È un piano industriale complicato da valutare perché oggi come oggi, magari invece i nostri ascoltatori lo capiscono più facilmente. Se io vedo Rai 1 è perché magari fanno Montalbano, no? Se un domani il direttore della macro area fiction decide che Montalbano deve andare a risollevare una rete che se la passa male, per esempio Rai 2, lo spostano di rete senza neanche chiedere il permesso al direttore. Questo significa che tutti noi abituati a vederlo su Rai 1 faticheremmo, anche se sembra una cosa facile, perché dice basta cambiare canale, ma non è proprio così, a trovarlo su Rai 2, quindi, come dire, si perderebbero ascolti, fatturato della Rai comunque dipende da quello, dipende i livelli occupazionali, no? Quindi insomma è una cosa che va fatta con molta parsimonia, anche se intuisco le intenzioni dell'amministratore delegato, che per me è una brava persona, Salini, e che è quello di ammodernare un'azienda che comunque è sempre un carrozzone molto molto pesante e che si deve ammodernare. Assolutamente sì. Senti Andrea, abbiamo una telefonata in questo momento, non so se è un'ascoltatrice o un ascoltatore, sentiamo, pronto, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, prego. Saluto Ruggeri, che è una persona simpatica, oltre che preparata e intelligente. Sì, l'ascolta. Grazie. Allora, mi chiedo come può un partito agonizzante come Forza Italia di cercare ancora nel passato di risorgere con un leader come Berlusconi che ormai ha fatto il suo tempo. Mi rendo conto che Ruggeri non lo può dire, anche se lui, il signor Ruggeri, lo vedo e lo sento molto più vicino alla Lega e alle sue istanze del PD, il patto del Nazareno, eccetera, eccetera, eccetera. È una considerazione, le soluzioni non le ho, rinnovo la mia stima a Ruggeri e spero che sia sempre vicino alla Lega e non vado oltre. Un saluto e buon lavoro a tutti. Ciao, buon lavoro. Andrea, non so se vuoi commentare. Grazie mille per i complimenti, mi fanno veramente molto piacere. Io credo ovviamente nel centrodestra, che è un'invenzione appunto di Berlusconi, ormai risalente a 25 anni fa, che ha dato una casa a tutti quanti noi, perché noi eravamo il liberale di destra e effettivamente facevamo fatica, no? Sì. Io ero studente di una scuola di estrema sinistra, non ve lo racconto nemmeno quello a cui ho dovuto sopravvivere, però alla fine Berlusconi ebbe questa intuizione e la cosa che a me mi conquistò era che importava in politica non più quegli circoletti chiusi della politica che parlava solo di se stessa e decideva sulle nostre teste. Berlusconi si inventò Antonio Martino, Marcello Pesce, tutta gente che politica non l'aveva fatta e la portò dentro. Questa è stata secondo me la grande intuizione. Poi ha dato dignità a tutte quelle richieste che poi si porta avanti anche la Lega e quindi noi dobbiamo ovviamente rimanere lì. Poi però da Salvini noi pretendiamo che lui la smetta, ma questo si fa tra amici, no? Si discute su quello che si deve fare un domani, anche se uno organizza una vacanza. Io Salvini lo voglio libero da quei nerd grillini, perché gli impediranno per sempre di fare le cose fatte bene come invece potrebbe farle con noi. Per quanto riguarda l'obiezione sul leader, no, io invece al vostro ascoltatore voglio dire che io capisco perfettamente che Silvio Berlusconi è il primo che, come dire, è consapevole del fatto di essere ormai molto molto grande, però dobbiamo cercare di tenere insieme tutto perché quando, e io ho girato tanto con Berlusconi negli anni scorsi, tu vedi il grado di popolarità e di iconografia che Berlusconi agli occhi di tutti rappresenta, devi trovare, secondo me, più che uno che lo sostituisca, una squadra nuova, giovane, che parli il linguaggio di oggi, che sia un po' più vicina appunto alla Lega anche in termini di comunicazione, e che lo affianchi. Però pensare di dire scusa Silvio facci da parte è una follia per un motivo, perché poi tu vai alle europee che anche se vanno male vedi che gli italiani ti danno 580.000 preferenze. Quindi diciamo così, è vero che Forza Italia è in difficoltà, secondo me è più in difficoltà per il fatto che non siamo percepiti come chiari dagli elettori, no? Io personalmente come sensibilità riguardo per esempio la Sea-Watch sono molto vicino alla Lega perché io sono, diciamo, il mio modello sono gli Stati Uniti d'America. Se in America tu entri una barca, un gommone, una zattera abusivamente in acque territoriali americane, ma tu vedi che succede non dopo 20 giorni, dopo 5 minuti. Allora io riconosco che quei 42 a bordo gli immigrati sono 42 disperati, mi dispiace che loro si illudano di venire qui a trovare un paradiso che non c'è. Però obiettivamente se tu entri in acque territoriali italiane contro il parere dell'autorità, posto che chi entra in Italia non lo decide una ONG, lo decide il governo italiano quale che sia, io ti arresto al volo, faccio scendere i 42 disperati, non li faccio manco dormire in Italia, li carico su aereo, li accompagno a Bruxelles, li porto fuori dal Parlamento europeo e mi siedo lì a gambe incrociate con loro per dire: allora ragazzi, i nostri confini sono i vostri confini dell'Europa, i confini sud. Che vogliamo fare? Me la date la redistribuzione obbligatoria anziché quella volontaria che poi non la esercita nessuno? Facciamo che gli immigrati, contro cui io non ho nulla, diciamo, di personale, però non mi voglio più prendere, che li redistribuiscono tutti i paesi dell'Unione Europea. E cara Europa, già che ci sei, non è che vogliamo smettere di farci le pippe sulla lunghezza delle zucchine e andare invece in Africa a dire: ragazzi, ecco qualche miliardo di euro, le imprese, il lavoro, così la smettete di pensare che venire da noi sia un affare e capire che non vi conviene, così il rubinetto si chiuderà. Certo, oggi oggi la vedo abbastanza semplice in realtà.
Però è chiaro, insomma, io sono uno, Forza Italia ha 170 parlamentari, non è che posso imporre la mia idea più di tanto. Ecco. Certo, oggi sentiremo insomma la comandante, la capitana Carola verrà interrogata, sentiremo appunto cosa dirà. Senti Andrea, sulle nomine europee c'è uno stallo, non si è ancora trovato un accordo. L'Italia sarà considerata, sarà in prima linea come nomine, ci sarà qualche commissario europeo italiano o no? Allora, ecco, questo invece, qui torniamo alle note dolenti di questo governo che purtroppo ragazzi, bisogna essere onesti, come dire, questo accordo di governo con i 5 Stelle che per me era folle sin dall'inizio sta mostrando la corda a tutte le latitudini, la crescita è stata azzerata, notizia l'altro ieri c'è di nuovo un record di pressione fiscale di tasse e così gli italiani non respirano più, non spenderanno più, aumenta il risparmio, le aziende soffrono con ordinativi sempre in calo perché i consumi non li sostengono e quindi arriveremo anche a un calo dell'occupazione che significa meno posti di lavoro e questo è il problema numero 1. In tutto ciò il governo non riesce a contare in Europa a sufficienza per far figurare un commissario di peso. Questo, al di là delle mie antipatie per il Movimento 5 Stelle, importa a chi ci ascolta, perché piaccia o no, come dire, ci sono tante decisioni che l'Europa prende che riguardano le nostre vite di tutti i giorni. Finché ci stiamo dentro, poi si può discutere su uscirne, secondo me no, però comunque se ne può discutere, ma finché ci stiamo dentro, purtroppo dobbiamo trovare il modo di contare qualcosa per spuntare più soldi per la nostra agricoltura, tanti fondi strutturali che non siamo in grado di spendere perché i nostri politici sono abbastanza delle pippe e quindi non sanno prenderli e spenderli perché significherebbe tanto lavoro. Ora quindi c'è uno stallo perché noi non vogliamo, noi di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, non vogliamo che il Presidente della Commissione sia un socialista, perché gli elettori si sono espressi, io personalmente ero per cercare anche di tenere i cosiddetti sovranisti dentro la compagine di maggioranza al Parlamento Europeo, ma quello chiaramente sai, quando sei 7 eurodeputati su 750 parlamentari che si sono a Bruxelles non è facile imporre il proprio punto di vista. Berlusconi per l'appunto ci proverà, perché Berlusconi, anche per rispondere all'ascoltatore prima, il vantaggio di avere Berlusconi con sé qual è? Che Berlusconi è reputato uno comunque molto gigante, cioè un uomo che è in grado di, non è che si sbaglia a allacciare il cappotto come capitò a Renzi se incontra la Merkel, ce lo ricordiamo quante segni sono date la Merkel e Berlusconi, Berlusconi e Sarkozy. Berlusconi è reputato uno ingombrante, quindi chiaramente averlo lì a noi italiani fa molto comodo perché c'è più in grado di difenderci, uno ascoltato, insomma uno che si sente quando entra in una stanza, no? Quindi il problema qual è? Che purtroppo secondo me andiamo verso il fatto che il commissario italiano sarà uno che conta poco. Io speravo volesse andare Giorgetti perché sono un grande fan di Giorgetti, per me è una persona molto capace. Ha dichiarato no l'altro giorno. Però pare di no, quindi a questo punto ragazzi allacciamoci le cinture. Però io, se posso dare un consiglio agli amici della Lega, ragazzi, trovate il coraggio, se proprio non volete far cadere questo governo, andate alle elezioni con noi, che vinceremo, ma non a spasso, di più, potendo veramente cambiare l'Italia, puntando su meno tasse, più libertà, più possibilità di lavoro per tutti, allora almeno, come dire, trovate il coraggio di rivedere certe cose che obiettivamente, al di là della mia antipatia per l'Europa, però forse hanno ragione a criticare. Allora Andrea, di cittadinanza sono 10 miliardi buttati, mettiamoli sul taglio delle tasse. Allora Andrea, purtroppo devo interromperti perché siamo in chiusura, come al solito grazie mille della tua disponibilità, buon inizio settimana e ci risentiamo prossimamente in radio. Buona giornata. Volentieri, saluti a tutti i tuoi ascoltatori, resistete al caldo. Grazie anche tu a Roma, grazie. Tanta acqua, come dico sempre io su Instagram, visto che Di Maio dice di essere fatto oltre il 90% di acqua, evidentemente è egli stesso un bicchiere d'acqua, quindi bevete tanto Di Maio e fare tanta Va bene, grazie mille ad Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia. Adesso siamo in chiusura. Vi ricordo che Marco Pinti sarà in diretta oggi dalle 14 alle 16 per tutta la settimana, quindi anticiperà il suo programma. Buona giornata a tutti e grazie per averci seguito. E lucevano le stelle. Sì.